Buongiorno! Buongiorno a tutti, purtroppo siamo giunti alla fine, questa è l'ultima puntata di questa terza stagione, ovviamente diversamente sardi, e ci tenevamo a ringraziarvi tutti. Partiamo con i ringraziamenti, grazie a tutti gli iscritti su Facebook, YouTube e Instagram, sia a quelli storici che a quelli nuovi, e poi un grazie veramente sentito a tutte le persone che ci hanno dato una grandissima mano con la loro presenza nella realizzazione dei video di questa terza stagione. Quindi partiamo dal professore Pierluigi Montalbano, poi proseguiamo con l'assessore alla cultura del comune di Abbasanta Giusy Serra, della presidente della Paleo Tour Patrizia Carta, e poi anche del personale della cooperativa Sarundine di Perfugas, che in particolare ci ha veramente tanto supportato nella realizzazione dei video che fra poco andrete a vedere. E cos'è che andremo a vedere esattamente? Esattamente, andremo a vedere il posto sacro di Predio Canopoli, andremo a vedere il retablo di San Giorgio e poi andremo anche a visitare il museo di archeologia e paleobotanica di Perfugas. Quindi mi raccomando, restate collegati perché a breve vedremo tutte queste cose, mi raccomando. Ma tutto questo dopo la sigla! Ci troviamo presso il pozzo sacro di Predio Canopoli, ovviamente a Perfugas. È una struttura del Novecento avanti Cristo, grosso modo, tutta realizzata in calcare bianco, una pietra che non è locale ma che viene da 6 km da qui, in località Laerru. Come potete vedere, si tratta di una struttura che ha il pozzo a forma di serratura ed è anticipato da una specie di anticella dove sono presenti alcune strutture. A destra e a sinistra diciamo quello che viene interpretato come una panchina, mentre invece secondo altre interpretazioni era stato più che altro utilizzato come struttura per poter sorreggere la parte appunto superiore del pozzo, e poi la parte centrale che era la parte più rituale e che veniva utilizzata per poter raccogliere, diciamo, le offerte per la divinità. Quindi possiamo un attimino procedere e provare ad entrare all'interno del pozzo. Accediamo al pozzo in maniera molto delicata, procedendo appunto in modo laterale e a piedi scalzi. Come potete vedere, si tratta di una struttura che ha una forma troncoconica abbastanza simile a quella delle Tholos dei Nuraghe. La particolarità che vi invitiamo subito a notare è questa, cioè il fatto che è stata utilizzata la tecnica dell'aggetto, quindi una tecnica che ha permesso di avvicinare strato per strato i blocchi che sono stati appunto utilizzati, e la perfezione è stata tale da assicurare lo stesso spessore su ogni strato. Procedendo possiamo farvi notare che ci sono appunto dei fori mediante i quali l'acqua appunto poteva accedere all'interno del pozzo, ed anche un altro foro per
il troppo pieno. Ecco i particolari per l'ingresso dell'acqua e si riesce appunto anche a vedere il segno lasciato. Si tratta di una struttura che è stata utilizzata fin dall'epoca nuragica ma anche in epoca romana e questo è il segno del troppo pieno. Abbiamo appunto ancora una tettoia che sta coprendo per poter appunto preservare e rendere possibili l'ultimazione dei lavori e anche in questo caso è assolutamente una struttura che vi invitiamo, un monumento che vi invitiamo assolutamente a visitare perché comunque prende anche molto da un punto di vista emotivo. Bene, ora usciamo dal pozzo per farvi notare un altro particolare. All'esterno di questo muro abbiamo delle parti in uscita che si chiamano bugna. Cosa sono? Secondo alcune interpretazioni sono sostanzialmente delle mammelle, quindi una decorazione che diciamo serve per poter richiamare la fertilità femminile e invece secondo altre interpretazioni maggiormente accreditate si tratta di strutture che venivano utilizzate per poter facilitare il trasporto e la messa in posa dei singoli blocchi. Approfittiamo per dirvi che durante gli scavi, i lavori che comunque stanno ancora continuando, è stato trovato diciamo, un reperto di cui non sappiamo ancora nulla, verrà tutto svelato diciamo, più avanti, per cui seguite assolutamente sia il sito della sovrintendenza che anche le pagine Facebook e riferimenti della cooperativa Sarundine, che ringraziamo già tantissimo fin d'ora per l'ospitalità e per l'illustrazione del sito, per poter appunto avere degli aggiornamenti. Ci troviamo presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli per illustrarvi questo magnifico retabolo di San Giorgio che è datato all'incirca al XVI secolo. Si tratta appunto di una struttura che mette assieme più di 50 tavole ed è un insieme di architettura, pittura e scultura che appunto rappresenta tutta una serie diciamo, di momenti più importanti da un punto di vista religioso, quindi relativi alla vita di Gesù più che altro. Questa struttura ha dimensioni di 8,53 m x 6,70 m per uno sviluppo totale di 52 metri quadri ed è costituito da diverse sezioni. Abbiamo una base che viene chiamata predella, che potete vedere appunto qui in basso ed ha uno stile che è abbastanza diverso rispetto a tutto il resto. Poi abbiamo la parte del tema, quindi tutto l'insieme delle varie raffigurazioni dei momenti importanti, più importanti appunto della vita di Gesù. Poi abbiamo una parte centrale denominata nicchia, che attualmente ospita la figura di San Giorgio appunto a cavallo, ma che in realtà poteva forse ospitare una statua della Madonna comunque molto più slanciata rispetto a quello che voi ora vedete, e la parte più esterna, diciamo il cornicione, che viene chiamato polvarolo proprio perché aveva la funzione di proteggere tutta la parte del tema e di tutta la struttura dalla polvere. È un qualcosa che diciamo non era stato collocato originariamente in questa chiesa, ma viene dalla chiesa di San Giorgio, poi dopo varie vicissitudini è stato restituito 15-20 anni fa alla città di Perfugas e collocato in questa chiesa. Non penso siano necessarie altre parole
se non la raccomandazione di venire a visitarlo assolutamente. Ora ci troviamo presso il Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas, che raccoglie ed espone tutta una serie di reperti che fanno parte dell'intero territorio dell'Anglona. In questo momento stiamo vedendo dei resti di foresta pietrificata che, pensate bene, è datata dai 23 milioni ai 18 milioni di anni fa. Ma ora entriamo all'interno del museo. E come abbiamo visto esternamente, c'è una prima sezione che è dedicata alla foresta pietrificata dell'Anglona, quindi siamo sempre, diciamo, in un periodo veramente molto lontano da noi, dai 23 milioni ai 18 milioni di anni fa. Quindi si tratta di diciamo, resti di vegetali che erano appunto stati sommersi e che appunto si sono conservati, diciamo che quasi miracolosamente, fino ad oggi. Procediamo. Questa è una raffigurazione che appunto ci descrive, ci illustra la comparsa dell'uomo in Sardegna, e qui si parla di circa 400.000 anni fa. Procediamo lungo questo corridoio del museo per arrivare ad un pezzo veramente unico. Si tratta di una statuina in marna della Dea Madre, praticamente l'unica che è stata finora ritrovata con il bambino, mentre invece generalmente appunto altre statuette della Dea Madre sono state ritrovate diciamo senza bambino. Altri particolari, e veramente ne stiamo saltando tantissimi perché i reperti che sono presenti in questo museo sono tantissimi. Comunque altre 2 o 3 cose che vi facciamo vedere sono questa testa di guerriero in pietra, poi passiamo a questo pugnale in bronzo di una bellezza affascinante e sconvolgente. Ed infine arriviamo a questa sezione che ci ha curiosito parecchio, perché comunque abbiamo parlato spesso di Domus Deianas, eccetera, e qui appunto vediamo gli attrezzi, gli strumenti che sono stati appunto utilizzati per poter scavare e quindi per poter realizzare ciò che oggi possiamo ammirare. Ringraziamo di nuovo il centro servizi Sarundine di Perfugas per questo video e, dulcis in fundo, ringraziamo tantissimo Nurnet, la rete dei nuraghi, e in particolare Orni Corda, che comunque ci ha sempre consigliato e sostenuto in questa nostra operatività. Vi anticipiamo che stiamo per iniziare le riprese della 4ª stagione e quindi mi raccomando continuate a seguirci, iscrivetevi ai nostri canali social, Facebook, YouTube e Instagram. Alla prossima! Alla prossima! Ciao, ciao da questo meraviglioso posto! Ciao!